Il governo ha messo milioni e milioni di euro, 500 milioni di euro quest'anno e molti di più negli anni prossimi, per premiare i progetti che vanno a riqualificare le periferie delle nostre città. L'amministrazione Canelli, il sindaco Canelli ha sostanzialmente vinto le elezioni su questo tema dicendo che le periferie devono essere qualificate. Ci si aspettava che la progettazione presentata fosse una progettazione di grande rilievo. In realtà così non è stato e d'altra parte il punteggio ricevuto lo ha dimostrato, perché mentre la città di Bari ha presentato un progetto che riqualifica un intero quartiere, oppure a Napoli abbattono le vele di Scampia, quindi un progetto di grande simbolismo, a Novara hanno pensato bene di presentare un progetto che fa la manutenzione a 6 case popolari. Teniamo altresì conto che i progetti presentati valgono 7 milioni di euro quando si potevano presentare progetti per 18 milioni di euro, quindi molto di più. Con 18 milioni di euro veramente metti a posto le periferie, parte della periferia della città di Novara. Con 6 milioni mettere a posto qualche casa popolare non ha assolutamente ragione d'essere. Quindi una grande occasione persa, una grande delusione per i nostri cittadini.